Amici di Fanner, appassionati del grande calcio a 5 nazionale, benvenuti al Tulib per una delle sfide forse più belle della stagione, prima contro seconda. Capitolina Marconi, che è in testa alla classifica, ospita l'Ardenza Ciampino che è sotto di 3 lunghezze. Oggi c'è lo strappo oppure l'aggancio. Leonaldi, Terlizzi gli ruba il pallone, Terlizzi in solitaria, Terlizzi! Blasim con i pugni come può, poi ancora Terlizzi che insiste, esce poi Sordini che forse subisce fallo. Taloni, Leonaldi, Reali di testa come può, in appoggio per Taloni, ci mette le mani Vailati, quindi Sordini direttamente sul fondo, cerca Leonaldi, è l'ultimo Leonaldi, intercetta il pallone Terlizzi, esce Blasim, grande uscita del portiere dell'Ardenza, scusate, ex Ardenza Ciampino. Teron, Terlizzi, De Vincenzo, Angelini, Ugherani, apre per Sordini, con la punta Sordini, è un miracolo da parte di Sean Vailati che mette in angolo. De Vincenzo, Teron, prova ad andare via su Angelini, Angelini salta anche un altro avversario, Angelini, ancora Vailati in angolo. Angelini per Ugherani, tocca nuovamente Sean Vailati, è un altro angolo, ma l'ha presa col viso il numero 2 che ha salvato i suoi nuovamente. Il ruolo dell'avanti per l'Ardenza Ciampino, è lui che serve Teron, Teron di fronte a Blasim, Blasim con il petto in angolo, si riaffaccia il Ciampino in avanti verso l'ex Olympus Kutrupi. Kutrupi con fisicità e soprattutto con agilità va via, poi il sinistro non buono invece l'arrivo di Reali che segna il gol dell'1-0 per la Capitolina Marconi. Questa volta Vailati non ha trattenuto, è apparso Reali, vantaggio per la squadra di casa, in questo momento a più 6 in classifica. Terlizzi in posizione di ultimo, deve girarsi di fronte alla porta, lo fa, la sua progressione, Terlizzi in mezzo, grazie al vantaggio di Reali. Taloni, Abram e poi Reali è il più veloce ad arrivare sul pallone, quindi Taloni, lo scambio con Sordini, distinto Vailati, poi l'angolo già battuto, ci mette la testa Guagliarini, Dominici si allunga il pallone, cerchiere a chiuderlo, Dominici mette in mezzo, Teron e poi Blasim, fischia, Funes, Terlizzi, Abram in area di rigore, scavetto di Abram, Blasim è quasi da terra, ci mette le mani, prova sotto le gambe, Angelini, Marco Angelini sull'errore dell'Ardenza Ciampino, sull'errore di Funes, realizza il gol del 2-0 a 2:50 dal termine. Funes, Angelini a porta vuota, Marco Angelini, doppietta di Marco Angelini, 3-0, è il colpo del KO per l'Ardenza Ciampino, Capitolina Marconi che vola in classifica, vola nella partita. La Capitolina Marconi vince 3-0 sulla seconda in classifica, Ardenza Ciampino, e crea lo strappo in Serie B e vola al primo posto.